sprint continua per il Castellammare. Dopo le ultime 2 vittorie la squadra di mister Mione non si vuole fermare, rivede la zona playoff. Il San Giorgio invece ha l'obiettivo di riprendere la corsa dopo l'inattesa sconfitta in quel di Montelepre nel recupero di questa settimana. Signore e signori, benvenuti qui dalla Matranga di Castellammare, benvenuti a Castellammare contro San Giorgio Piana, una gara dove sbagliare può costare caro ad entrambe le formazioni. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Andiamo quindi con le formazioni di oggi, prendendo le padroni di casa. Il Castellammare, se il vento ce lo permette, giocherà con Di Paolo in porta, poi Lo Bosco, Lampo, Adamo e Tarantini in difesa. Caronia, Musso e Pipitone a centrocampo, alle spalle del trio attacco va Fisella e Di Matteo. Risponde il San Giorgio Piana ai uomini di mister Mione sotto gli ordini di mister Giuseppe Boncore, con la Menni in porta e poi in ordine di numero dal 2 all'11 Neri, Giammè, Passero, Gaio, Diacate, Candela e Amaya, Sannasardo e Barbara. Ovviamente schierando in maniera differente, aspettiamo ovviamente a dare il giusto schieramento della squadra di San Giorgio Piana, del San Giorgio Piana, di Piana agli Albanesi. E adesso primo pallone per Malik Ba, dopo il sorteggio vinto quindi dal Castellammare in occasione appunto dell'incontro tra i due capitani davanti al direttore di gara, il signor Jacopo Ricci della sezione di Rovereto. Assistenti entrambi della sezione di Agrigento invece il signor Milione e il signor Narciso. Inizia la partita, inizia la gara qui al Matranga di Castellammare. Inizia con il primo possesso per i ragazzi di mister Mione, che aprono subito la palla lunga, poi devo retrocedere alle parti di Adamo. Continuerà ovviamente a giocare con la mascherina protettiva dopo un infortunio al naso. Adesso prova a mantenere il pallone giù Fisella, decisivo in quel di Montelepre, perché entrambe le squadre hanno come ultima gara giocata, come ultima avversaria affrontata quella della partita contro il Montelepre. Adesso qua pallone a metà tra Musso e i giocatori d'attacco del Castellammare, che viene assolta all'ultima gara qui giocata in casa 14 giorni fa contro il CUS Palermo, in una condizione mista tra diluvio, burrasca e timido nuvoloso di gennaio. 14 giorni fa comunque ha portato a casa una vittoria importante, la prima di una serie che in questo momento può essere aumentata dalla squadra di mister Mione. Qua ha mantenuto il pallone in campo Di Paola per evitare il calcio d'angolo, ma non evita la rimessa. Allora Passero scambia subito lì largo a destra, cross che arriva a cercare Amaya, che però non c'è nulla da segnalare qui. Lo scontro tra Amaya e Lo Bosco, e già Adamo va a parlare con Amaya, attaccante che è tornato a Piana degli Albanesi dopo l'avventura la scorsa stagione in promozione con la maglia del Bisceglie, 34 reti simulate. Seguente promozione in eccellenza ma ha continuato il suo squadra con 5 reti con la maglia del Bisceglie, e poi il passaggio, il ritorno anzi al San Giorgio Piana, dove ha già messo a referto 2 realizzazioni assieme a Secan, davvero nuova coppia attacco, che ha portato nuova linfa alla zona offensiva del San Giorgio. C'è anche da dire però che oggi Secan non c'è, indisponibile, e quindi tocca al solo Amaya cercare di insinuare la metà campo avversaria. Pallone per Sissei, la mette con poche certezze rispetto alla passata stagione anche del San Giorgio, che ha visto veramente un periodo di fondazione di sarà complicato cercare di raccontarvi al meglio la gara, ma soprattutto giocarla per i due protagonisti oggi in campo con il Matranga, che sta a fare nel corso di questo pomeriggio di gennaio, sabato
ancora per Di Matteo, e controlla Di Matteo, viene però bloccato il giocatore del San Giorgio. Si tratta del numero 8 Gaetano Candela, cioè Candela perché è uno dei prospetti più interessanti del San Giorgio. Nel frattempo Lo Bosco va al centro, va a vuoto, la tocca però forse commettendo fallo Frisella, e allora un'altra volta Caronia rimette al centro, va, controlla, va, ultimo aggancio, c'è ancora Frisella a dargli una mano, poi il pallone si perde, tiro dalla distanza, favorisce sempre, va, che non riesce però a giostrare questo pallone. E allora Lampo può girarlo, lo fa sempre dalle parti di Malik, va ancora Lampo per lo scambio con Di Matteo che non si chiude, ottima chiusura a parte di Diacate, e ora anche Passero a lottare, tanta confusione, lotte con Romare al limite dell'area di rigore del San Giorgio, arriva questo cross deviato, calcio d'angolo. È rimasto a terra un giocatore del Castellammare, ho detto proprio lotte greco-romane, perché c'è stata tanta confusione lì dalle parti dell'area di rigore del San Giorgio. Guardate per cross Tarantino, attendiamo ora la battuta, anche se c'è ancora qualche discussione a sentire l'agonismo oggi qui al Matranga. La battuta di questo calcio d'angolo della bandierina, ancora discussione, sono Adamo e Gaglio, se non vado errato, che continuano a toccarsi, continuano a scornarsi, i numeri 5, i due centrali di queste due squadre. A terra un giocatore del San Giorgio, non si può battere questo calcio d'angolo, a terra Diacate, non le manda a dire anche Dario Neri con la mail numero 2. Adesso ovviamente abbiamo già tante cose di cui parlare, non è ancora stato battuto questo calcio d'angolo, per farvi capire un pochettino la difficoltà che in questo momento ha anche il direttore di gara a cercare di comprendere tutto quello che succede lì all'area di rigore. Anche Lo Bosco per ora si sta scornando fuori dall'area, una marcatura uomo praticamente per il San Giorgio, anche se in questo momento si stacca Tarantino. Allora nuovamente calcio d'angolo, adesso può battere Castellammare, esce però il San Giorgio, anche se c'è ancora qualcosa che vuole capire il direttore di gara, si deve ribattere il calcio d'angolo, siamo da 3 minuti qui, si lamenta anche il pubblico di Castellammare, non è battuto, stavolta esce Gaglio senza problemi, si potrà battere più la rimessa, però tanto tempo si è perso per battere questo calcio d'angolo. L'agonismo già alle stelle, perché è una gara, come dicevo anche in apertura, che non permette errori, non ha margini di errori, perché portare a casa la posta in palio massima significherebbe ovviamente allontanarsi dalla zona calda, poter tornare a sognare per il Castellammare. Forse quel treno è passato invece per il San Giorgio Piana, però mai dire mai in un campionato così equilibrato. Guarda che tempo, Mister Boncore continua a parlare con il primo assistente, allora va il signor Ricci a dire qualcosina al direttore di gara. Ricci che è un arbitro giovane di Rovereto, quindi trentino, dei migliori della regione del nostro stivale. Ha fatto un bel viaggio per venire a arbitrare Castellammare contro San Giorgio, palla che così come 14 giorni fa ha difficoltà e si è lanciata a causa del forte vento. Adesso pallone che si perde con Candela, che aveva provato l'aggancio. Candela, che ricordiamo uno dei migliori prospetti del San Giorgio, scuola Taranto, l'anno scorso ha avuto anche qualche convocazione in Serie C il Taranto, però la storia triste, una storia che purtroppo vediamo troppo spesso nel campionato, che dovrebbe essere le porte dovessero aprire, a volte invece queste porte si chiudono proprio ingresso in campionato. Nella Serie C qua invece lo scontro tra Lo Bosco e
avviata benissimo per il signor Ricci, qualche difficoltà ce l'ha il mister Mione, che è particolarmente riuscito, e poi non le manda a dire, era benissimo, ha subito un colpo. Adesso lo vedete anche voi, sta discutendo in maniera anche un pochettino plateale nei confronti non del viaggio di gara, penso di Mattia, solo piaciuto con questo fallo su di lui. Adesso attendiamo la battuta di Diakate, può battere il numero 6 perché il pallone è letteralmente in movimento, il vento non lo sta aiutando, allora ti serve una piedina presente a bordo campo. Diakate, che viene applaudito forse anche ironicamente dal pubblico del Matranga, quello che arriva, Adamo riesce ad andarsene grazie a questo colpo di testa, ma in realtà rimane pericolosa la situazione per il Castellammare, con Candela che guadagna la rimessa con le mani, visto che l'ultimo a toccare è stato proprio Adamo. Allora attendiamo adesso la battuta di questa touche per quanto riguarda il San Giorgio, 10° di gara, poco da dire, se non tanto agonismo in questi primi minuti. Qua la spizza Diakate, ma che rimane al centro, c'è Giammè vicino, ma può andare lontano il Castellammare. Occhio quindi a Malik Ba, 8 gol per qua, rilancio che sta per diventare pericoloso per Di Paola da parte di Dario Neri. Dicevo, per Malik Ba, decisivo contro il Cruz 14 giorni fa con una doppietta, non ha segnato a Montelepre, ci ha pensato bensì Frisella, però Ba rimane comunque uno dei migliori marcatori della stagione. Guardate, il caso di eccellenza, 8 reti siglate alle prime 18 apparizioni, siamo arrivati alla giornata numero 19, adesso rilancio che viene modificato dalla testa di Pipitone, poi Musso, arriva il pallone a Di Matteo, può andare Ba, e fuori gioco. Si ferma Ba ancora prima di prendere il pallone perché era conscio del fatto che è passato alle spalle di Gaio prima ancora che potesse essere considerato valido. Sbaglia qui Giammè, allora pallone ripreso da Di Matteo, ancora lui Di Matteo, poi voleva forse la deviazione, era nei paraggi Malik Ba, ma non è riuscito a servirlo bene qui Di Matteo. Allora pallone che arriva alle parti di Carolina che prova a fare ordine, ancora San Giorgio però in qualche modo, flipper impazzito che giunge la maglia, che riesce a scaricare per Candela. Allora c'è ancora il pallone per Culè, fermato, insiste Sardo, Candela bloccato, allora può andare Di Matteo, ancora Di Matteo, aspetta Pipitone con rilancio per Ba, ma c'è un fallo, non riesce a originarsi qui l'azione dalla principale segnalazione di vantaggio del signor Ricci. E allora calcio di punizione per il Castellammare quando siamo al minuto numero 13 del primo tempo, ancora siamo nella fase primordiale della gara. Adamo può girare, lo fa per Lampo, Caronia, poi attenzione a Ba che rimane lì in zona, Tarantino forse colpendo anche Barbara che alla 11 fa il terzino, l'esterno in questa difesa ci sposta in questo momento da lui a destra e dal buon Moulet all'estrema sinistra, e poi tre centrali d'eccezione come Neri, Gaio e Giammè, ma lontano proprio Fabio Gaio, Adamo con la testa e poi prova a metterla giù anche qui Frisella, rischiando però a sporca Diakate. Ancora Neri in mezzo a una serie di maglie azzurre, Neri va dalle parti di Moulet, aveva stoppato il pallone per farsi vedere Sannasardo, e adesso di nuovo rimessa con le mani per il San Giorgio con il numero 7 Moulet, la stoppa lì solamente per un attimo, però
del San Giorgio. Che non si impenna, prova a tenerlo buono Frisella, manca San Giorgio con il rilancio. Adamo anticipa Amaya che poi va a commettere fallo messo da Amaya, che si tocca anche il volto, l'argentino Amaya. Abbiamo raccontato della sua grande stagione l'anno scorso al Niscemi, 2 promozioni di fila in eccellenza per lui con San Giorgio nel 23-24 e con Niscemi nel 24-25. Poi il ritorno proprio qua a piazza ad Brescia, portare nuova linfa all'attacco del San Giorgio. Questo ne avevamo parlato. Prende palla in maniera pericolosa Musso, ancora un Musso per la posizione buona di Malik, ma non mantiene il pallone in campo, forse ha aspettato troppo, rimessa con le mani che batterà Jamais. Quella di Castellammare e San Giorgio. Al tempo stesso in corso anche Partinico Audace contro, proprio il tiro da lontano, Passero la stoppa facilmente di Paolo, dicevo, e anche in corso Partinico Audace contro Accademia Trapani, gare importanti per la zona salvezza, perché ok, Castellammare e San Giorgio sono un pochettino più staccati, ma sicuramente Parmoval e l'Accademia si guardano tra loro. Certo, bisogna dire che Parmoval ha un incontro durissimo contro l'Indicata, però nel suo campo può sfruttare questo non da poco particolare, contando anche che Franco Lomora è uno dei campi di questa categoria ad essere in terra battuta. E poi bisogna anche contare che vi è l'Accademia Trapani che giocherà in casa il Partinico Audace, quindi coefficiente di difficoltà già alto di per sé, che si alza ancora di più si gioca al Favazza di Terrasini. Pallone per il Castellammare, però rimaniamo qui al Matranga perché ancora deve essere battuta questa punizione, prova a farlo il vento, ma ovviamente non andrebbe bene per il signor Ricci. Allora Adamo lascia la battuta a Lampo che rimette il pallone buono, Lampo va in aria, sinistro che si abbassa alle parti di Frisella, la stoppa senza particolari problemi la Men Sisei. Adesso rilancio per Amaya, perfetto con il contagiri, ancora Amaya appoggia al limite l'area di rigore per Sannasardo e poi prova Candela di Paola, grande parata, c'è ancora Amaya che non riesce a mantenere il pallone buono, vantaggio che non si concretizza. E allora pallone che torna a Castellammare, ci aveva provato con il braccio Amaya di Paola, bravissimo sul tentativo di Gaetano Gabriele Candela. Lampo va lontano, è stoppato solo per un attimo dal San Giorgio. Sbaglia Candela, può ripartire quindi Castellammare, anche se viene subito fermato qui l'andare di Matteo. Pipitone attivo a centrocampo, recupera palla, anche Lampo col pallone che si impenna, voi non lo vedete, ma qua la parabola che ha preso l'oggetto della contesa è sicuramente particolare. Adesso ancora una volta Lampo con la testa, manda lontano, manda in rimessa con le mani per il San Giorgio Piano. Siamo al 18° di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo di Castellammare Calcio contro San Giorgio Piano. 0-0 il punteggio, siamo in questo momento praticamente quasi alla metà della prima frazione. Adesso il Castellammare deve difendersi dall'attacco del San Giorgio che nel corso degli ultimi minuti ha preso fiducia con il tiro di Candela, ha reso un pochettino la vita complicata al Castellammare con la parata di Paola che ha respinto la conclusione dell'avversario. Qua Decatè, non è che è complicatissimo da leggere anche per il vento, anche per il rimbalzo. Di Paola la fa sua
Adamo che lo aiuta e tiene a bada Barbara, che era corso lì a destra e aveva praticamente presenziato da Enrico su questo rilancio del suo compagno di squadra. Fallo qua a danni di Malik Ba, che prende questo importante calcio di punizione. Pallone per Pipitone, per Frisella lo lascia invece a Caronia, si allontana anche Pipitone, allora batterà il numero 30 che oggi che lascia il braccio fuori. Tore Messina per Castellammare, parlava inizio gara qui con Secan, due grandi assenti forse in questa gara, in questo parte. Palla Castellammare, mandare Lampo, pallone deviato, Lampo aveva cercato, aveva trovato a destra un buon Musso, tra i migliori a Castellammare nelle ultime settimane. Musso ha anche aperto la gara contro il Bus su assist prelibato di Salvo Noto, che parte dalla panchina. Noto aveva fatto una buona prestazione contro il Bus, che al centro tutto scorre Pantarei, area di rigore, e adesso Barbara da parte del campo, si distende San Giorgio, Passero, un'altra giocata, ora che si è impennato e alla fine arriva di parte di Paola. Questa gara bloccata in questo momento, va lontanissimo di Paola. San Giorgio con Moulet che lascia a Giammè avanti, Amaya prova a metterla giù, viene allontanato ancora una volta qui la palla con Ba che lotta, Frisella che fa la sponda ma riprende il pallone di San Giorgio solo per un attimo, rilancio in avanti Castellammare, Gaglio in difficoltà, riesce ad andare lontano ma a sua volta il San Giorgio a centrocampo spadroneggia adesso con Diakate che apre per Moulet, cambia tutto Moulet, lo stop anche tanto errato da parte di Neri. Castellammare che è un po' troppo frenetico quando arrivano questi palloni a centrocampo, cerca sempre la profondità anche quando non è richiesto. Qua devono attingere, fare qualche cambiamento. Mione, poi qua Amaya con la testa, Amaya con le mani di Paola dice no. Castellammare non vorrebbe il calcio in angolo, Di Paola si lamenta, dà il 5 alla maglia perché la torsione del numero 9 era particolare, è stata particolare, aiutata anche dal vento, e Di Paola ha fatto davvero una grande parata. 22 a breve, non è la canzone di Gali, bensì è il cronometro che sta scorrendo qui al Matranga. Calcio d'angolo per il San Giorgio, batterà se non vado errato Passero, cross che arriva al centro, colpisce Amaya sul primo palo e quindi rimessa dal fondo. Ha fatto una cosa bella Amaya, qua non è reattivo, allora Di Paola mette subito in movimento questo pallone, il sinistro che favorisce Tarantino a cercare Malik Ba che arriva su ogni pallone, anche i peggiori, ma qua perde il possesso. Ba allora può andare di San Giorgio in velocità ancora con Sannasardo, la giocata Sannasardo, Di Paola non trattiene e poi Amaya bloccato, un'ottima chiusura Filo Bosco, fallo qui su Frisella, rischiato il Castellammare col tiro di Sannasardo, la parata di Paola che poteva forse fare meglio, bravissimo Lo Bosco a chiudere su una maglia poco reattivo.
componente della panchina di mister Mione, Calega, non ho visto bene chi sta, che va lontano ora di Paola Arrabbiato, il numero 1 per Castellammare, dopo due parate che stilisticamente sono state le migliori, però sono state efficaci per mantenere il punteggio sullo 0-0. Controlla bene, poi Lampo, lo vedete, qua sbaglia Castellammare con la frenesia quando riprende palla. Il San Giorgio invece è più metodico, ora prova a ripartire, Amaya però viene anticipato, un'ottima chiusura di Musso e poi Adamo fa magari un pochettino più giusto andare con il rilancio, visto che era pressatissimo, però si arrabbia mister Mione, lo vedete lì in panchina, chiede calma perché effettivamente manca questa al Castellammare per cercare di costruire meglio. Il San Giorgio invece sta acquistando fiducia minuto dopo minuto, e adesso occhio questo pallone che ritorna buono per il San Giorgio, solo per un attimo rimessa per il Castellammare con Musso che aspetta e la ridà poi a Lobosco. Noi vi ricordiamo pure, nel frattempo il pallone era per Caio, però ha rischiato, e poi Mulè a sua volta sul pressing di Frisella non è reattivissimo, ma riesce comunque a ottenere la rimessa. Poi qua a vuoto Sardo, Amaya vince il rimpallo, ancora Amaya si prende il calcio di punizione, altra grande giocata di Federico Amaya. 26esimo, Sannasardo e Passero sul punto di battuta, forse non andranno con il rilancio. Sannasardo però il passaggio corto, infatti rimane lì in zona di Matteo e infatti scambiano così Passero e Sannasardo. Il 4 mette il pallone al centro con lo stacco di Diacate. Per poco non arriva l'appuntamento con il gol, qui il numero 6 del San Giorgio ci ha provato Diacate. Sarebbe stato il gol numero 2 per un giocatore dal curriculum interessante, lui che ha sempre giocato in Serie D dopo aver completato la trafila dei giovanili tra Parma e Fiorentina, club di primo ordine. Poi la prima avventura in eccellenza qui in Sicilia al San Giorgio Piana, e lì a centrocampo sicuramente un valore aggiunto. Abdou Diacate qua, ottimo inserimento, per poco non trovava il gol numero 2 del suo campionato. Va a lottare con Jamais, pallone che viene messo giù da Musso, lo aiuta Frisella, ancora Musso, gioco maschio lì sul versante destro per il Castellammare. Mantiene in campo ancora il numero 7 Frisella, poi con le cattive ferma Mulè, giallo per Luca Frisella. Siamo al 28, ha finito Luca Frisella per questo fallo, poi può battere subito il San Giorgio, ha tirato poi Neri, ma poteva battere subito perché appunto essendoci stato un giallo che prima a mischiare il signor Ricci, che ancora stava segnandosi il giallo di Frisella, facciamo pure noi il nostro taccuino per segnalare il primo minuto di questa gara, però Luca Frisella tornato a Castellammare dopo un brevissimo periodo di inizio stagione all'Unitas Sciacca. Adesso pallone buono per Sannasardo, cross che arriva con lo stacco di Barbara, più che stacco aveva rimesso al centro questo pallone che però esce. San Giorgio che però sta continuando a immaginare occasioni, e questa è una cosa che sono sicuro che al mister Mione non sta davvero piacendo. Mister Bonco
ancora invece un pochettino più rilassato in panchina, che in questo momento non ha trovato particolari cose da segnalare in negativo nella sua squadra in questi primi 29 minuti di gioco. Allontano di Paola, lotta Frisella, poi Candela a cercare Barbara. Deve stare attento qui Frisella perché diciamo poco fa ha inventato il primo minuto della gara, poi il pallone perché si è perso nei meandri del Matranga lì alle spalle dei tabelloni pubblicitari nella stadia atletica che fa molto anni 90. Stato moderni, diciamo che questa soluzione architettonica non viene più messa neanche in considerazione. Adesso pallone che arriva alle parti una volta di Bagaglio, veloce, per forza con un braccio, togliamo il forse, la prende con un braccio qui Candela. E allora palla che lascia andare Pipitone, batterà Adamo destro a cercare l'arrivo di Tarantino che travolge poi l'avversario. Allora chiama un attimo pausa il direttore di gara perché Tarantino travolge Barbara. Neri pallone adesso in realtà Seramen batte proprio per Dario Neri, scavalca il centrocampo, prova subito ad andare da Sanna Sardo che non controlla, rimessa per il Castellammare. 31esimo, ancora nessun gol da segnalare qui al Matranga, la città di Castellammare del Golfo, dove la squadra di casa, il San Giorgio Piana, sono attualmente in una fase di stasi di una gara che si è già fatta distinguere per un particolare agonismo che sta contraddistinguendo tutto lo scenario di questo degli anticipi, dei 3 anticipi della 19ª giornata del campionato di eccellenza per quanto riguarda il Castellammare, che come ricordavo prima sarà impegnato sempre qui alle Matranga fra 7 giorni contro l'Unitas Sciacca, la squadra che giovedì 48 ore fa praticamente è diventata per la seconda volta consecutiva campione della Coppa Sicilia. Maneri da lontano, poi occhio a Caronia, prova il tiro, poi questo esce molto male, la conclusione del numero 7 rimessa per la San Giorgio invece, che sarà impegnato ovviamente in casa contro l'Accademia Trapani, che in questo momento sta giocando a Partinico, anzi per essere precisi a Terrasì, contro il Partinico Dacio. Purtroppo non abbiamo ancora contezza di risultato. Il nostro focus principale nella gara del Matranga, e neanche ovviamente i giocatori in campo sanno come sta andando qua. Occhio a Maglia, il pallone buono per lui, Amaya non riesce a liberarsi per il tiro, poi ancora rimpalli che potevano favorire qui Passero. San Giorgio con questi rilanci di Lamenne sta mettendo in difficoltà la difesa di Castellammare. È la prima volta che il numero 1 andasse proprio a pescare perfettamente Amaya. Il Barbara poi si inventa un numero da corridore ad ostacolo, saltando uno dei cartelloni pubblicitari. Adesso palla per Neri, con le mani si propone Passero, alla fine il pallone arriva al centro, anche se Castellammare esce momentaneamente. Ancora Neri ottiene la rimessa, rimane avanti il San Giorgio, si propone Barbara, ma Neri credo che andrà proprio a cercare l'area di rigore, e così. E poi ancora Neri che colpisce Passero, sfortunato. Il numero 2 rimessa per il Castellammare, che si è chiuso a riccio, che quando si chiude a riccio è difficile colpire
formazione di casa che arriva a questo match con la differenza reti pari, 23 gol fatti, 23 gol subiti. Una squadra molto equilibrata, una squadra che era partita nella maniera migliore possibile. Ci sono state settimane nelle quali si pensava potesse essere l'antinicata, pensate. La classifica per diversi giorni tra ottobre e novembre recitava questo, poi Castellammare ha vissuto una fase di flessione nella parte finale del suo campionato. Una squadra con tanto potenziale, tanti giovani, sono con un po' la profondità in termini di esperienza. Qua tutti a vuoto, esce Adamo. A proposito di esperienza, Adamo, uno dei migliori centrali della categoria. Qua fallo di Frisella che rischia perché è già ammonito. Ricci lo ammonisce ma solamente verbalmente. Qua ha rischiato Luca Frisella con questo fallo pericoloso ai danni di un giocatore avversario. In questo caso mi sembra sia proprio il numero 2 Dario Neri. L'ha graziato forse, o forse anche no, il direttore di gara, il signor Ricci, che magari qua ha evitato di uscire, di estrarre il cartellino giallo, visto che Frisella è già punito, e poi magari questo fallo nei primi minuti della gara tende a essere sottovalutato dai direttori arbitrali. Qua il break di Candela, Amaya dietro le linee, c'è Diakate che cambia gioco, Diakate da Barbara, si propone Neri, pallone per lui, poi Barbara a terra, calcio di punizione per il San Giorgio, fallo ai danni del numero 11, dell'esterno difensivo rossonero, fallo commesso da Tarantino, se non vado errato, il numero 3 ha commesso l'infrazione qui ai danni di Barbara. 36, facilitazione per il San Giorgio, c'è Barbara ma c'è anche Sandra Sardo. In area abbiamo Neri, abbiamo Gaio, abbiamo Diakate, abbiamo Giammè, abbiamo anche Amaya che è però l'uomo più avanzato dei rossoneri. Si attende solamente il fischio dell'arbitro, del signor Jacopo Ricci, della sezione di Rovereto, comune nella provincia di Trento. Si è fatto un bel viaggio il direttore di gara per arrivare a gestire queste situazioni che in aria sono davvero bollenti, nonostante il vento e il freddo che stanno lambendo Castellammare. Pallone che arriva in aria, esce Frisella con una grande chiusura difensiva lì. Ha dimenticato per un attimo di essere un ottimo attaccante. Qua mette fuori il pallone, calcio d'angolo per il San Giorgio che rimane comunque avanti, necessita di un pallone per battere Passero, Dino Andres, Passero ex Athletic, ex Parmonval, adesso andrà a battere l'italo argentino. Il pallone che continua a muoversi, non riesce a trovare una sua quadra. Adesso a lasciarlo forse anche fuori alla lunetta, va in aria Passero, esce un'altra volta il Castellammare, va, prova ad aiutare dopo l'ottima chiusura di Caronia. Qua a vuoto Neri e a vuoto anche Di Matteo, poteva essere un'occasione in contropiede per un Castellammare in difficoltà in questi primi 40 minuti. Ancora pallone ripreso da Di Matteo, c'è Ba che può correre, Malik Ba arriva sul pallone, tutto buono, può andare quindi Ba, ancora Malik Ba, insiste, Ba che è fermato, pallone che è per la Man. Ultimo tocco quindi di Malik Ba che ha provato ad accendersi, all'improvviso c'è un cambio per il San Giorgio, questo è un problema per qualcuno. Entra il numero 18 Giuseppe Martinez e ad uscire
lascia il campo. Lo scopriamo magari dopo. Va Barbara dopo il mezzo di Lampe, comunque sporco, il pallone potrà battere questa rimessa. 40esimo. Si propone Diakate, la palla è per lui, lo scambio sporca, poi Tarantino tira fuori e sarà, vediamo, ha messo con le mani ma vicinissima parente del calcio d'angolo, anche se il signor Ricci indica chiaramente batti a terra, batti alla bandierina, già fatto. Diakate ancora, pallone che viene bloccato ma c'è Passero in aria, Passero ancora col sinistro, c'è Martinez che sporca questo pallone, si perde sul fondo. L'ultimo tocco del giocatore del Castellammare, Di Paola, è inferocito, calcio d'angolo per il San Giorgio. A me sembrava l'avesse toccata per ultimo Martinez, non è così, più che per la terna arbitrale per il secondo assistente del signor Ricci, ovvero il signor Fabrizio Narcisi della sezione di Agrigento. Palla per il San Giorgio, ancora con Passero, stavolta non andrà corto, va in aria, esce Castellammare, ancora con Lampo e poi Caronia a mettere fuori questo pallone. San Giorgio che sta schiacciando in aria di rigore il Castellammare. Adesso Barbara, ci viene chiamato Malik Ba, ce l'ha con Mule. No, che è successo? Che Ba e Mule si stavano pizzicando già da un po'. Mule, diciamo che da quando ha subito un fallo nei primi minuti di gara ha un po' spento la luce. Ora prova a calmarsi. C'è anche un cielo di testa con Malik Ba. Mi stavano scornando, non ci sta più la gara. Questa si sta confermando di essere. E poi non benissimo Neri, Castellammare neanche troppo preciso nell'uscire. E poi Adamo anche lo posca a vuoto, la può prendere Di Paola perché era un intervento impreciso e involontario da parte di Mattias Lobosco, e comunque ha dalla sua parte il fatto di aver salvato un gol già fatto praticamente da parte di Federico Amaya, arrivando in anticipo sulla ribattuta che Di Paola aveva opposta a un tiro avversario. Ora ancora Castellammare con Frisella, voleva di nuovo Ba che arriva sul pallone, ancora Malik Ba a terra, Malik Ba in area di rigore, nulla da segnalare, può andare lontano il San Giorgio. Castellammare che vuole farsi vedere in questo finale di primo tempo, dopo aver sofferto il giusto, però dopo aver sofferto in maniera contenuta seppur continuata, ed è questa la cosa che più preoccupa mister Mione, perché il San Giorgio, a parte qualche conclusione alla distanza, non ha mai fatto sporcare i mattoni a Di Paola, e questo è una cosa che fa piacere, ma al tempo stesso c'è da migliorare, perché prima o poi se rimane schiacciato il gol lo prende, quella natura legge del calcio che conosciamo tutti. Allora, meglio stare avanti da questo punto di vista per il Castellammare e continuare così per il San Giorgio senza sprecare le occasioni che arriveranno da qui alla fine della gara, che è impronosticabile, imprevedibile. Palla per Sanasardo che lascia, si lamenta il pubblico di Castellammare perché Sanasardo si è portato avanti di qualche metro il pallone. C'è ancora Neri che salta Frisella rischiando Passero, in due a fermarlo, Caronia a stoppare questo cross, poi ancora Diakate, c'è Amaya in mezzo a tre
pallone che rimbalza in maniera pericolosa in aria. Adamo però già aveva calcolato tutto, rimessa con i piedi per Samuele Di Paola, che andrà a battere. 44 conclusi, ne manca uno più recupero alla fine del primo tempo. Vediamo cosa dice il signor Ricci quando sarà effettivamente dato il via questa battuta di Paola e soprattutto al rilancio. Una nuova occasione per il Castellammare, oppure la continua pressione del San Giorgio, che con Passero recupera palla. Sannasardo dopo il suggerimento di Diakate. Mule ancora per Sannasardo. Mule in mezzo a una serie di maglie azzurre riesce a passare. Passero, Amaya lascia, velo non calcolato e poi in qualche modo potrebbe arrivare sul pallone ma Diakate è una diga a centrocampo e torna da Lamen, va lontano il portiere del San Giorgio, ancora non è allontanato. Adesso messa Castellammare, Musso lascia il pallone allo Bosco. Calcio di punizione, gli applausi per Luca Frisella. Siamo al tempo di recupero del primo spaccato di gara. Battere tantissime maglie azzurre in aria, sono tante anche quelle rossonere. Va più staccato, va Musso, pallone buono, era arrivato lo Bosco che ha deviato con i suoi ricci questo pallone. Non basta però per battere Lamen. Grande occasione per il Castellammare, forse la prima vera occasione per gli azzurri in questa gara, con lo Bosco che non lo vedete ma si sta disperando lì dietro, perché ha avuto la grande occasione di cambiare il punteggio per la fine del primo tempo. Neri a cercare la porta Maia, poi non si intendono qui Tarantino e Caronia, ci mette una pezza, numero 32. Pallone che quasi si perde anche oltre le mura del Giorgio Matranga, alla fine invece Neri a prendere il pallone e adesso ancora Neri, lo scherza Frisella, finito e non tocca Neri per ultimo, ancora Frisella a sbloccare questo pallone, ma c'è palla Castellammare o palla San Giorgio, allontano Frisella, va a stopparla Diakate, esce anche Lampo, commette fallo, poi qui Passero che sbilancia non Lampo bensì Caronia e quindi palla per Di Paola. Dovrebbe arrivare a breve comunque il duplice fischio del signor Ricci per terminare questa prima frazione che al 99,9% terminerà senza rete segnata. Di Paola che arriva adesso alla fine del primo tempo, ancora nessun gol ma tante emozioni e tanto agonismo qui alla Matranga per Castellammare San Giorgio Piana. A tra poco con la ripresa.
Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piana, dopodiché passaggio in mezzo. Finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia afferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Si appoggia dietro a Yam che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la così di testa prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo, delicata ma alla mezz'ora. Punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane, ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese, ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat a sbloccare il risultato, è 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete, il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-011, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce, conclusione sul primo palo. Zummo dopo una deviazione deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine
mischia e scaramucce davanti alle due panchine ne fanno le spese. Da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi. Chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-011 è invece in 10 e a 10 minuti dalla fine. Con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa, colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria. Gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al Comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Veca, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera, Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere, anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza Stassi, forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri. Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio. Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico passò il pallone, Pizzolato pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta, pallone che spiove sul secondo palo, Stassi e arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Di finta, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Veca, cross, Stassi, la parata di Rustico, Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato, Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria
anche per Mirko Marrone. 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare, vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica. Tutto pronto per ricominciare con la Matranga di Castellammare. Di nuovo in campo i 22 protagonisti della gara tra Castellammare Calcio e San Giorgio Piana. 0-0 nei primi 45 minuti, poche vere occasioni da gol, tante occasioni e soprattutto tanto agonismo che ha contraddistinto la prima parte della partita. Andiamo con le formazioni che scenderanno in campo anche in questa ripresa, con Di Paolo in porta per il Castellammare, Lobosco, Lampa, Adamo e Tarantino in difesa, centrocampo composto da Caronia, Russo e Pipitone, davanti Di Matteo, Ba e Trisella. San Giorgio che gioca il primo pallone della gara e si schiera in porta la difesa 5 con Barbara, Neri, Gaio, Chiamè, Mulera a sinistra, da destra verso sinistra, centrocampo composto da Passero, Diacate e San Nasardo, davanti Amaya e Martinez che per ora l'unico subentrato alla panchina dopo i primi 45 minuti a causa di un cambio non si è capito se forzato oppure voluto per mister Boncore.
Martinez al posto di Candela, con Martinez che va a fare la punta assieme alla maglia, e Sanna Sardo e Passaro che abbassano il loro baricentro, un 5-4-1 abbastanza atipico, assolutamente il mister Boncore, per mettere un po' più ordine, e un 5-3-2 che adesso qua vede, va contro di adesso, va al centro, tacchi preziosismi importanti quella zona di campo, a terra Lo Bosco, pallone per Amaya che mette giù Amaya, non riesce a trovare Martinez ma c'è Passaro, Amaya allora cambia il gioco, c'è Lo Bosco a terra, occhio perché Castellammare deve difendersi senza un terzino, ancora pallone che è buono per il San Giorgio che prova a sfruttare la superiorità numerica ma riprende palla il Castellammare con Di Matteo, ancora l'11, pallone per Ba che controlla, ancora Ba in mezzo a 4, Malik Ba, poi si perde. Marasma di maglie rossonere. Gaio, Malik Ba, colpito Ba, non c'è fallo, allora può giocare il Castellammare con Frisella, mette fuori poi il pallone Pitone perché è rimasto a terra Ba, colpito al volto, e già tanti colpi, tanti scontri. Diciamo che il secondo tempo è cominciato così come ci aveva lasciato il primo, con gli stessi presupposti per una gara che adesso incontrerà la sua parte finale, e sono sicuro che ne vedremo delle belle. Siamo ancora al 48esimo, ancora è presto per tracciare un disegno di questo incontro. Castellammare e San Giorgio, che Passaro qui spatta a terra, lo ridà all'alto. San Giorgio è una delle difese meno perforate del campionato, con solamente 14 gol subiti. Il problema è che ad esempio nelle ultime 2 gare ha subito solamente un gol ma non ne ha fatto nessuno, e quindi questo poi cambia, perché puoi anche subire pochi gol ma se non ne fai di più durante i 90 minuti ogni settimana non porti punti a casa. E l'abbiamo visto anche contro il Partinico Audace, una gara bella, coriacea da parte dei ragazzi di mister Boncore. Al 96esimo uno stacco di Martini ha portato alla rete del vantaggio proprio all'ultimo secondo, all'ultimo momento disponibile per il Partinico Audace, in quel di Piana degli Albanesi. Qua cambia invece il Castellammare con Musso che arriva sul pallone, Musso accarezza l'area di rigore, ancora Musso, pallone che arriva al centro, c'è una deviazione, indica la bandierina il signor Ricci, allora calcio d'angolo per il Castellammare che va lontano e va soprattutto in aria. Tanta confusione in area di rigore. Terra anche Lo Bosco. Il signor Ricci sta vedendo tutto per riprendere eventualmente qualche decisione. Non riesce a battere il calcio d'angolo del Castellammare, sta scappando via la palla a causa del vento. Forse si può battere, mancino sul primo palo, esce, para. Poi rischia Di Matteo, proprio Barbara, a andare lontano, alla fine fallo su Giammè, mandata da Castellammare. È stato il risultato perché per il Castellammare, con il San Giorgio che ha spadroneggiato contro gli azzurri di mister Mione nel proprio impianto di casa. Meno gol sicuramente rispetto a quel 0 in questa prima parte di gara, anche se comunque in quel primo tempo la gara era ancora ferma, ancora non era successo nulla. Poi San Giorgio ha trovato i gol non esce niente, poi puff, tutto all'improvviso. Questo è grande scopo di questa giornata. Non è che in qualche modo se ne va
ma con il tentativo alla distanza di Musso. Questo è un braccio. Poi calcio in punizione, tocco preso con il braccio qui per Musso. Adam, poi Frisella, deve impegnarsi Di Matteo, poi Gaglio colpito, affrontato Fabio Gaglio, batte la posizione velocissimamente Saldo, poi Decate, poi rilancio per Barbara, molto offensivo in questa parte di gara Barbara. Adesso ora Decate lotta, Malik Ba che può andare, osannato dal suo pubblico Ba. Frisella fermato, palla Castellammare, si lamenta Neri che pensava che l'ultimo tocco fosse di Frisella, poi sembrava suo. Poi Caronia, Gaglio anticipa, sbaglia Martinez e poi il sinistro da lontano, scoccato qui da Pipitone, però impreciso, e allora può giocare la me. Allontano Dario Neri, poi prova a mettere giù il San Giorgio con Martinez che viene bloccato da Adamo, la mantiene in campo questa palla, invece Mulera dall'altra parte dello scacchiere e poi il destro deviato, poi Adamo non può aspettare che arrivi Di Paola perché vi era Martinez nei paraggi, a terra Ba, ma può giocare in Castellammare ancora con i suoi velocisti, poi Frisella corre ma il pallone passa troppo più avanti rispetto alle richieste di Luca Frisella che era scappato alle spalle della difesa avversaria. Ancora San Giorgio, ancora con Moulet che non va benissimo al centro del campo, riprende palla Di Matteo che stavolta però la perde e allora Amaya addirittura come mediano a girare. Passero, ancora Passero, può correre Neri a destra, Neri mette un traversone, c'è Amaya ancora l'inacquato, sta che può uscire Tarantino, Mancino che è ancora in campo, allora può giocarla la me che è uscita molto arrabbiato dal campo, vediamo con un suo compagno di squadra, non abbiamo capito più qua. Colpisce Caronia che ci ha messo la testa, Neri chiede scusa, però stavolta dice io già la gamba l'avevo alzata, Caronia aveva la testa proprio lì, l'aveva messa lui in sua sponte e quindi fallo commesso qui da Neri che chiede subito però scusa a Bartolo Caronia che anche un po' con il suo acume calcistico, con la scattrezza si è messo lì con la testa per prendere questa posizione, forse prendere anche il provvedimento disciplinare per Neri. Non si fa niente, signor Ricci che fa giocare molto ma al tempo stesso deve vederci sempre chiaro nelle situazioni. E adesso Lampo con il mancino che colpisce di netto Passero, ma c'è comunque Tarantino, può girarsi Tarantino, ancora le giocate, mancino di Tarantino, deviato, calcio d'angolo. Rimane avanti il Castellammare con questo tiro velleitario di Tarantino che però ha trovato una deviazione e quindi buon per mister Mione per i suoi 11 in campo, perché calcio d'angolo che andrà a battere, se non vado errato, Musso. Tante maglie azzurre in aria, pallone che arriva adesso al centro, Gaglio riesce a utilizzare la testa per rispondere, poi Barbara si autolancia, Barbara colpito, fallo a terra, due giocatori, uno per parte, Barbara però ha subito fallo, calcio di punizione. Colui che sembra aver ricevuto il colpo più doloroso però è il giocatore del Castellammare, si rialza Alessio Barbara che va subito alle parti del pallone, colpo al volto per Musso
Giorgio, che però ha commesso fallo in questa occasione, quindi punizione per il San Giorgio. Ancora a terra ha subito un brutto colpo. Noi vi ricordiamo quindi che in contemporanea a Castellammare San Giorgio stanno giocando al Francolo Monaco di Mondello Parmonval contro Licata e alla Favazza di Terrasini Partini Caudace contro Accademia Trapani, gare importanti per la vetta della classifica per la zona playoff, per entrare prepotentemente in zona playoff e per la salvezza soprattutto. Neri mette fuori Gaglio, questo pallone già battuto, però la Tarantina adesso ancora va. Lotta Frisella, pallone che però torna a essere di Barbara, che va lontano. Amaya riesce a liberare Martinez, ancora 18, Martinez in campo aperto, arriva Amaya, a destra può andare l'Argentino, ancora Federico Amaya che però non vede soluzioni, torna a Diacate che riesce a farsi fare fallo, calcio in punizione. Prova a saltare il suo avversario ma si fa colpire. Calcio di punizione per il San Giorgio con Barbara e Sannasardo dal POV del pallone. Mister Boncore sta parlando proprio con i due uomini che andranno probabilmente a battere, forse la stessa soluzione che abbiamo visto nel primo tempo, con un passaggio per il giocatore del Sannasardo, palla in movimento, Sannasardo cross che arriva in aria, tutti a vuoto, poi prova Neri, ancora Maia, risponde in Castellammare, Passero rimette il pallone al centro, Di Paola esce ma era in fuori il gioco di Acate che l'aveva anticipato. Il Castellammare era il fuorigioco di Acate, anticipato Di Paola seppur mettendo il pallone fuori. Poi rilancio tagliatissimo che favorisce la corsa di Lobosco via destra, ottima l'idea per Ba, fermato da Neri. Poi il Castellammare qui in pochissimi secondi con la corsa di Lobosco, anzi di Frisella, era riuscito a correre bene anche dalle parti di Lamen. Dotta il Castellammare con Tarantino, Lampo, mancino per Ba che gira male, allora ancora Moulet, Martinez, la giocata fino a se stessa, Lampo allontana e Ba potrebbe arrivare però lontanissimo il pallone che la Men si impegna per mantenere in campo, rischiando anche qualcosa. Siamo praticamente arrivati all'ora di gioco, contando anche il recupero del primo tempo l'abbiamo ben superato, visto che erano stati assegnati 3 minuti di recupero per via di una serie di interruzioni. Poi prova ad allontanare il pallone Sannasardo, lascia pallone a Lobosco, arriva al centro con una lunga gittata, questa rimessa laterale, difende palla poi Pipitone, sarebbe calcio d'angolo.
il signor Ricci indica rimessa, poi si corregge anche con il suggerimento del signor Narcisi. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Castellammare. Sembrava netta deviazione di un giocatore avversario. La Men non ha affrontato la corsa per evitare la bandierina. Vediamo adesso quindi come si svilupperà questo corner che arriva al centro, esce un'altra volta il San Giorgio, poi c'è il tentativo lontanissimo di Matteo, ancora Ba in aria, Ba la giocata, Ba! Uno specchio ridotto all'osso di porta per Malik Ba, l'abbraccio con Adamo che era più libero al centro, la chiusura fantastica di Jamais. Questo calcio d'angolo, si accende il Castellammare, discussioni in aria, però non è la prima occasione nello spazio di pochi secondi per gli azzurri. Ora andranno di nuovo con questo cross che però colpisce l'esterno della rete. Amaya per Diakate, quello che vuole al centrocampo. Diakate ancora per Sannasardo, poi Moulet, reazione finale di Robosco, Benzini, Rosso, poi Frisella di prima a cercare Ba, non era male, ma Ba già era partito, già era quasi nel rigore avversario, per modo di dire ovviamente. Rimessa con le mani per il San Giorgio, lotta ancora nella parte del campo Martinez, ma non basta. Questo è Luis Sannasardo, altro pallone rimandato al mittente, rispedito dalla difesa del Castellammare da parte del San Giorgio Piana. 0-0. Poco fa il tiro di Matteo, simile a quello che aveva provato Passero nel primo tempo, sul quale stava tentando Amaya. Stavolta era arrivata la ribattuta avversaria, anche se ci ha messo un po' troppo tempo per andare in porta. Si è fatto chiudere lo specchio non dal portiere bensì da Mudu Jamais, ex Accademia Trapani. Quindi è quasi un derby, la gara contro il Castellammare. Poi a vuoto qui Grisella deve stare attento perché è già ammonito. Adamo, Martinez fermato con i tempi giusti da Adamo. Per Barbara. Neri mantepole in campo, occhio perché può diventare buono per il San Giorgio, ma c'è Malik Ba fermato senza fallo. Ancora Piana, ancora con Gaio che manda a sinistra, può giocare senza particolari problemi la formazione ospite. Gaio, Neri, fermato da Frisella con fallo. Calcio di punizione, non ci sta la piazza di Castellammare. Occhio perché Mister Boncore ce l'ha particolarmente con un giocatore del Castellammare. Si tratta di Tarantino che viene ammonito. Ammonito Tarantino, credo che ci sarà anche il giallo per l'allenatore del San Giorgio. Vediamo. Ammonito Tarantino per questa situazione spinosa per il direttore di gara
Tarantino è ancora nervoso nei confronti di Mister Boncore, e poi Mister Mille anche lì che va a scusarsi anche con Boncore, come se rimproverasse anche lui l'atteggiamento di Tarantino un po' nervoso. Sa quello che sono detti, da cui possiamo trattare i segnali. Tarantino per proteste al 66esimo praticamente, perché siamo ormai entrati nel 67esimo. Chiama lo schema Sannassardo. Sono attualmente in 6 al limite dell'area di rigore per il San Giorgio. Di questi 6 più estremo a sinistra Diakate, più estremo a destra Passero. Scambiano corto però Sannassardo e Barbara. La palla sarebbe per lui, ma arriva Malik Ba che la mette fuori con il braccio. Dice il primo assistente, il signor Migliotto, che chiaramente ha fatto il gesto che Malik Ba l'ha presa col braccio. Non le manda a dire il bomber del Castellammare che qua si era speso bene in difesa. Calcio di punizione, quindi potrà andare con la battuta, se non vado errato, il numero 6 del San Giorgio Piana, ovvero Abdou Diakate. Abbiamo parlato di lui nel primo tempo, prodotto delle giovanili di Parma e Fiorentina, la prima vera esperienza in eccellenza dopo che ha girato diverse piazze di Serie D, tra cui Paterno, Gelbison, più ne ha più ne metta, nel corso delle ultime stagioni. Andare ora al centro, Diakate lo fa adesso, tutti a vuoto, poi ci prova a rimettere in aria questo pallone a Maia, non è riuscito, l'oggetto della contesa lo fa suo, quindi Di Paola rischiando questa traiettoria fosse modificata. Il calcio ora di Paola, non trova nessuno dei suoi compagni, ma trova una rimessa buona con le mani per Tarantino. Ba, fermato Ba, Martinez allora passa, non preciso, Tarantino deve stare attento perché è già ammonito, poi a vuoto qui Diakate, prova il tiro di Matteo, esce fuori e li dà. Occhio qua, rilancio per Ba, che però non riesce a mettersi su questo pallone, forse era anche in posizione di fuorigioco, rimessa al fondo per il San Giorgio Piana con Sisei Lamen che andrà a battere se il vento glielo permetterà. Siamo al 70esimo di una gara ancora bloccata sul punteggio di 0-0, uno dei 3 anticipi della 19esima giornata del campionato di eccellenza per quanto concerne il girone A della regione Sicilia. Qua ancora Malik Ba prova a farsi vedere, mette la capoccia in sicurezza questo pallone Jamais tornando da Lamen, poi lo scambio tra Neri e Passero si conclude con una ripresa palla momentanea del Castellammare, rimessa ancora una volta per il portiere già più di un anno alla difesa dei pali del San Giorgio Piana, una vera e propria istituzione tra i tifosi pianesi. Qua un vuoto di Matteo, Diakate ne approfitta, va da Sannassardo, preciso il pallone per inserimento del campo di Mule, che poi va da Maia, si propone Barbara come sovrapposizione, Amaia guarda la porta, va adesso e poi c'è il tocco con il braccio di Lampo, calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Sicurissimo il signor Ricci, indicato il dischetto, Lampo
non ha avuto fortuna in questo rimpallo. Mani nei capelli per tutti i giocatori del Castellammare, potrebbe cambiare il parziale qui al Matranga perché c'è un calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Amaya contro Di Paola, subiamo anche il giusto. Di Paola per mantenere la porta inviolata dopo diversi interventi finora decisivi. Amaya per sbloccare la partita, trovare la terza rete stagionale con la maglia del San Giorgio Piana, l'ottava nel campionato di eccellenza tra Discemi e proprio la formazione rossonera alla quale è tornato nel corso di questo mercato invernale dopo aver segnato 34 reti nell'ultimo campionato di promozione proprio con il Discemi. Si aspetta il fischio del signor Ricci, cala il pathos e il silenzio del Matranga. Amaya contro Di Paola, va Amaya, centrale preciso, il San Giorgio Piana avanti con la rete di Federico Amaya che dal dischetto non sbaglia. Cambia il parziale qui al Matranga, ha segnato Amaya, terza rete con la maglia di San Giorgio quest'anno. Abbiamo fatto un po' di resoconto delle sue statistiche importanti negli attimi prima del rigore che ha cambiato la partita. Poi c'è stato anche un mezzo giallo perché tutti i giocatori del San Giorgio stavano andando ad esultare dalle parti di Boncore, una cosa che non dovrebbe capitare perché nel caso dovesse rimanere solamente la men lì nella metà campo del San Giorgio, il Castellammare poteva già battere e quindi praticamente aprirsi la strada per andare contro la men. Zone grigie del regolamento che adesso non vogliamo ovviamente andare a edulcorare più di tanto, anche perché sono un po' nascoste a tutti, pure ai giocatori in campo. Per questo si stava verificando questa cosa, questa opportunità per il Castellammare di ripartire subito. Palla per la men perché è cambiato il parziale qui al Matranga. Il Castellammare è sotto, subisce il nuovo gol perché non capitava da tanto tempo, non capitava da 3 partite quasi. Adesso si perde sul fondo laterale. Lampo, lui sfortunatissimo in occasione del rigore perché ha colpito la palla con il braccio nel tentativo di spazzare il cross messo al centro da Amaya, che poi è andato anche a battere il rigore. Tarantino insiste con Neri, ancora Tarantino ma è tutto fermo. C'è stato un fallo segnalato commesso da Frisella su Barbara. 75, forse ci sono le prime soluzioni per mister Mione. Vedo un componente della panchina del Castellammare andarsi a scaldare particolarmente, a togliere la pettorina, forse sta per arrivare il primo cambio. Il numero 20 Colantoni in questo momento sembra pronto per entrare. Qua errore in fase di costruzione avanzata e adesso speriamo che il tran della gara sarà quello che vedrà il Castellammare attaccare il San Giorgio, cercare di mantenere questo vantaggio, una cosa comunque che si è vista poco, bisogna dire, nel corso della gara. Cambi per mister
della panchina, ma più che altro perché si perde tempo. Si è già esaurito il cambio, sono un po' errato, dovrebbe essere uscito Di Matteo, al suo posto entra Colantoni, che credo fa proprio il ruolo di collante tra centrocampo e il duo di attacco che resta composto da Frisella e Ba. Cambio quindi per il Castellammare al 77. Batte la man non benissimo. Neri arriva su questo pallone di gran carriera, va lontano ma spunta Lampo. Poi non c'è fallo, fuori gioco di Frisella. Non c'è fallo sul Pipitone, c'è il fuorigioco di Frisella. Adesso il Matranga rumoreggia in maniera molto fragorosa anche nei confronti dell'operato del signor Ricci. Comunque sto vestendo nei minuti una gara piena di agonismo solidale, tante schermaglie. Centro la rigore. Difficoltà a rimettere il pallone in movimento la man, perché in realtà il movimento glielo crea il vento. Ovviamente non credo che anche un stesso Laven sia così propeso ad andare velocemente. Va lontano a cercare gli attaccanti. Barbara si propone ancora Amaya a farsi vedere, stavolta esce il Castellammare senza problemi. C'è Malik Ba che prova ad accendersi, palla per Frisella che ci mette anche la testa. Frisella appoggia dietro, Pipitone di prima a cercare Malik Ba che però è chiuso dalla serie di maglie rosso-nere. Frisella, Pipitone alza palla, Musso anticipato, c'è Colantoni in zona. Anche i tamburi del Matranga, una volta a Castellammare, c'è Bain agguato, esce un'altra volta il San Giorgio. Barbara mette giù e poi guarda i suoi attaccanti, va col rilancio, un'altra volta Lampo con la testa, Caronia per mettere giù, Passero riesce ad andare a Barbara, colpito senza fallo. Occhio a Barbara, Tarantino va faccia a faccia col numero 11 rischiando perché è già ammonito. Giallo per Barbara, rimessa con le mani per Tarantino che guadagna qualche metro. Si lamenta infatti la difesa del San Giorgio. Primo ammonito della gara per il San Giorgio, adesso Barbara per protesta all'80°. Questo è un dato importante per la squadra di mister Boncore. Va con il rilancio in aria, ci ha provato Tarantino, poi Frisella e Ba volevano scambiare ma non sono riusciti. Dovranno attivarsi i due, gli attaccanti designati da mister Mione per andare a scalfire la muraglia che in questo momento il San Giorgio è eretto per difendere 3 punti che sarebbero importantissimi in chiave salvezza, ma anche per rientrare clamorosamente in lotta per una zona playoff che così si allontanerebbe ancora per il Castellammare, in attesa anche dei tanti belli scontri che vedremo domani sempre per quanto riguarda la zona playoff. C'è Don Carlo San Vito, ma non solo. Occhio a Va in aria, Va prova a girarsi, viene fermato. Lotta Caronia, non è buono per Frisella, la tocca Amaya e poi potrebbe anche correre Martinez appoggia per Moulet, si distende il San Giorgio, ancora Moulet, chiama palla Sannasardo e sbilanciato il Castellammare. Sannasardo in aria di Paola,
poi può andare il Castellammare con Colantoni che cerca passaggio impreciso. Aspetta fino all'ultimo secondo. Può farlo. Il portiere del San Giorgio rimane lì in zona. Poi mettere giù il pallone il Castellammare, lo fa con Colantoni. Ancora Bosco, Adamo, Lampo, di prima intenzione Lampo, sbaglia nel suo pomeriggio sicuramente. Lotta Tarantino, anche Pisella, Colantoni, guarda lo scambio tra i due e poi si allarga questa palla per Musso che può giocare. Musso perde il possesso, può distendersi in avanti San Giorgio. Sannasaldo però preferisce riflettere, anche se Mulè non è dello stesso avviso. Allora Adamo aumenta il volume di questo rilancio. Barbara per Passero, Amaya, Adamo, due lottano, alla fine l'ultimo tocco è di Amaya. Non sa forse neanche lui che ha fatto a deviare questo pallone, che ora è buono per Tarantino. Ping pong tra le due difese, prova ad andare lontano, poi Amaya, occhio a Martinez, Adamo prova a mettere in sicurezza questo pallone, Di Paola va lontano, il tacco di Musso favorisce però solamente Diakate. Qua Diakate dietro per Neri, Lampo, Passero a cercare Barbara che poi cadendo ferma Lampo, c'è Tarantino, due hanno avuto una discussione poco fa, va lontano poi Lampo, di testa Pisella, non preciso Gaglio, ma non può approfittarne subito, sarà rimessa per il Castellammare. Frisella sul punto di battuta, Tarantino, Frisella, triangolo, ancora Tarantino, con il pallone che arriva adesso dalle parti di Lamen che perde altro tempo utile. Va lontano Lamen, ha perso mezzo minutino buono qui il numero 1 Lampo. Atterrato qui Colantoni, l'ultimo tocco è suo e allora rimessa per il San Giorgio che prova a sbilanciarsi. Luca Frisella all'improvviso, palla al centro per preciso cross. Prende palla, poi non è preciso però il passaggio di ritorno agli attaccanti. Neri alza un campanile, Colantoni si avventa sul pallone però Passero che lo anticipa, ancora il 4 Passero, fallo ai danni dell'argentino, calcio di punizione per il San Giorgio Piana, piano piano a passare secondi in questo cronometro che non smette
di scorrere incessantemente per il Castellammare, che invece se la sta prendendo comoda per il San Giorgio Piana. Quando siamo all'87 adesso. Adamo, passero ancora contro Colantoni, Diacate, pallone per Amaya, ancora Amaya, deviazione, tanti tocchetti, flipper impazzito lì al limite dell'area di rigore del Castellammare. Però adesso Frisella a vincere un break, Frisella se ne va a calcio di punizione, la giocata di Frisella che è attivo, però deve essere più deciso nell'ultimo passaggio. E occhio perché a distanza Frisella se la prende con Diacate, autore del fallo, ma qui Diacate dove che l'ha subito Luca Frisella. Stanno dicendo 4, 87esimo. Si batte perché appunto il signor Ricci prova a risolvere la questione inerente a Frisella e Diacate. Ora si può battere con addirittura il Castellammare che va in aria. Deve battere Pipitone. Ma lontano il numero 8, lontanissimo a cercare qualcuno e poi ha rischiato sulla linea di porta Siselamen. Qualche secondo per andare al rilancio, lo fa adesso senza tanto impegnarsi dal punto di vista della precisione, sfida quello della potenza. Poi Colantoni, pallone che non filtra, San Giorgio che si sta difendendo bene, deve stare attento ai possibili jolly dell'ultimo minuto, così come è successo 6 giorni fa, domenica, in casa contro il Partinicodace. Esce Lampo, gara a dimenticare per Lampo che ha causato il rigore. Gli applausi comunque, l'incoraggiamento per questo ragazzo che se li merita da parte del Matranga. Adesso è entrato Noto, un attaccante per un difensore, si gioca il tutto per tutto. Mister Mione, 89esimo, Noto, per confermare l'ottima gara contro il Curs di 14 giorni fa. Come che arriva in aria, sventata la minaccia da parte del San Giorgio, ma non riesce a ripartire il contropiede. Pipitone, come che passa? La fa sua Siselamen, con Noto che va a pressare forte sul portiere. (89-20), ormai siamo a secondi dal tempo di recupero di questa gara. Barbara prova a distendersi in avanti il San Giorgio, ancora con Barbara che torna dietro la maglia, in qualche modo ottiene il possesso Colantoni. Deve battere nel punto giusto il Castellammare, vorrebbe il cambio la panchina del San Giorgio, che di cambi ne ha effettuati solamente uno nel primo tempo, pensate. Però un cambio che alla fine non è neanche tanto, non è stato neanche tanto errato. Nel frattempo esce Barbara e al suo posto entra Enrico Giannone. Praticamente tempo di recupero, va lontano Tarantino, Frisella riesce a uscire Giammè, ma è calcio d'angolo. Non abbiamo visto quanto ha dato di recupero il signor Ricci, fatto sta che manca sempre meno alla fine. Ora è impegnata a guardare lì in aria quello che succede. Calcio per il Castellammare che però ha difficoltà a battere qui Musso.
poi c'è un colpo subito, un giocatore in maglia azzurra nell'area piccola e allora non si gioca. Combattere in Castellammare, arriva il fischio di Ricci che arriva al centro, va, prova a girarlo, ancora calcio d'angolo, non era Ba, bensì era Adamo che ha provato a staccarsi, andare sul primo palo, altra deviazione di un giocatore del San Giorgio Piana, e allora calcio d'angolo sempre per il Castellammare, tensione in aria, smanaccia la Man, poi prova a rimettere il pallone buono Caronia, deviazione che non c'è, rimessa per il portiere San Giorgio che ci ha messo il pugno qualche secondo fa. C'è un altro cambio, entra Dario Taibi che è uscito, credo che sia autore del gol, la Maia. Taibi, una vecchia conoscenza qui a Castellammare, va lontano la Man, Neri colpito qui, fallo di Frisella che rischia perché è già ammonito, infatti evita di protestare, a terra Neri, non si gioca più in questo finale di gara. Va lontano la Man, ultimi minuti, sono un secondo addirittura di Castellammare San Giorgio, c'è tempo per un assalto per il Castellammare, ha guardato l'orologio il signor Ricci, pallone per Ba, fermato da Gaglio che oggi ha fatto una partita superlativa tenendo a bada uno dei migliori marcatori del campionato come Malik Ba. Adesso cambia tutto di Akate, va alle parti di Taibi, può giocare Giannone, mantiene lì 17, aspetta l'arrivo di un giocatore avversario e ottiene la rimessa a favore, esulta come se avesse fatto gol, perché il San Giorgio credo che ora penserà a sgonfiare il pallone e a portare a casa 3 punti che peserebbero come se fossero una caterva di macigni pronti ad arrivare in classifica. I rossoneri, altro calcio d'angolo e adesso arriva il triplice fischio, il San Giorgio ce la fa di rigore grazie ad Amaya che esulta alla panchina, adesso rientrando in campo festeggiando con i suoi compagni di squadra. Castellammare ci ha sconfitto alla gara interna con qualche rimpianto per non essere stato mai veramente pericoloso alle parti di Lamen. Di San Giorgio invece Corsaro porta a casa 3 punti come dicevo fa, come un macigno in classifica. Grazie a tutti per averci seguito qui dal Matranga di Castellammare, ribadiamo punteggio e marcatore, finisce 0-1 qui al Matranga tra Castellammare e San Giorgio Piana, decisivo il rigore intorno al 73esimo di Amaya.